esperienza strafiga. Non ho potuto farti un po' di video, sai, della serata là, anche dei letti e tutto. PS si muore dal freddo perché avevo il telefono da ricaricare. Comunque una situazione stranissima, questa specie di ostello campeggio per giovani, tutto in stile Figli dei Fiori, anche le ragazze, quelle cameriere, quei ragazzi dello staff, tutti vestiti strani. Bellissima una storia, veramente bellissima. Che macchinette, come cazzo si apre qua? Sì, di qua, prova ad andare avanti. Sì, ho sbagliato io. È tutto parcheggio privato. Non vorrei sprecare tutti i video qua sotto nel parcheggio, ma questa è troppo forte. Stavo per dire troppo figa, no? Poi ho visto che dietro aveva il monoruota, cosa che a me stavano i coglioni, e allora ho convertito il troppo figa con troppo forte. Ho tutti poveri comunque qua, tutti poveri. Questa non capisco, cioè non è l'Elise, perché l'Elise ha, almeno l'S2, ha i fari molto più lunghi, bellissima. Gli alettoni in carbonio, minigonne in carbonio. Ora però là chi regna il mio cinquino. Quello che hai appena visto sotto, dove anche ritorneremo, è il parcheggio per gli espositori o comunque per i clienti dell'hotel. Quindi tutti quei Ferrari, quei macchinoni particolari, la McLaren eccetera, che hai visto, non c'entrano ancora nulla col Motor World. Sti come quello di Motor World. Steakhouse. Cioè che questi sono i parcheggi. Cioè, per me veramente, se un appassionato di motori viene qua e ripeto, siamo solo nei parcheggi. Cioè si sborda addosso per Ferrari, Lamborghini, Maserati, tutte macchine da poveri. Sì, da poveri. Perché per mantenere tutte ste robe è uno che tocca pensare sempre ai skei, quindi lavorare, impegnarsi a propria vita al servizio dei skei. Eccomi, vera cosa che ho visto, magari non apro. Guarda che forte il pick up con la moto d'epoca sopra. Quello cos'è? Una 500 bianchina tarroccata, cannibalizzata, questa qui, fioi. Lo porto pochi così. Sai, la gente qua parcheggia la loro collezione di auto da skate. Guarda che c'è anche una Formula 3 là dietro, nascosta. Non riesce a capire sta roba Wilfozzo, perché anche a Tita lavori come un musso, però Tita si povero come a merda. E lui sono dipendente, non mi è l'attività mia. Ho capito. Mi dipendo da me parole. E ti che te compri un Lamborghini anche a Tita, e fa anche brutte figure di qua col GS, cazzo. Bisogna dire che aumenta stipendio. Giustamente, Fioi, tu vai al bar e ti trovi già 2 McLaren. 3 McLaren, scusa. 4, 5, sì e no. 7, 8, 9, no, le unfiade inflazione del McLaren qua. Ah sì, qua la wrappatura. Hola! La wrappatura. C'è una specie, no, di centro commerciale, di luogo al chiuso, dove ci sono bar, officine, rivenditori specializzati di ogni marca. Non so se ci sarà anche la Ducati, però... Ragazzi, io non credo che ti posso fare tutti i video, ti dico solo che è una cosa estrema, guardatelo anche su Google Maps, qualche foto su Google Maps. Bello l'adesivo alle Hot Wheels, che forte questa. E cerchi Motor World, tutto attaccato, Munchen, M-U-N-C-H-E-N, che significa boia, significa Monaco nella loro lingua locale. Colorazioni stranissime, anche le mini moto della Indian, no, non ci credo. Sì che ci credo, appena viste di qua davanti, che cazzo di discorsi io non ci credo. Come qui vai e fai video incredibile. Beh, un disastro di McLaren anche dentro, quindi ho capito che le McLaren te le tirano dietro, qua non so cos'è l'è. I sedili che pari in plastico sono tutti in carbonio. Mercedes, minchia, non ho mai visto così tante McLaren in vita mia. Quante cacchio ne ho contate? Una quarantina o il de McLaren fino ad ora? Porco cane, va, McLaren, ti attira Dio buono.
Porco cane, queste che piace il Shingano, guarda che bei macchinette. Queste sono macchinette da pincio, non so come che te pinci perché non te neanche i sedili ribaltabili, però neanche qua. Madonna che zonfa il McLaren fioi. Ah ecco, sono anche showroom di auto usate, cioè tipo guarda con 35.009 invece di prenderti quei schifi di macchine di merda che vi prendete che durano 5-6 anni, dopo i plastegoni casca. Guarda qua, bel Mustang cabrio, guarda tanga i sedili da drio per funfattar, in più se te fa il bravo e te assa anche il corso della Gulf. Che negozi di modellini, Bugatti, cioè boia, vado a vedere dal vivo la Bugatti qua ragazzi, la 500 giardiniera, non è che gli hanno messo tutti i prodotti italiani, la salsa della Mutti, pasta Michele portoghese, beata l'ignoranza, se stai bene di mente di corpo di panza, mi non conosco, no 600, questa è un po' l'aria italiana, vedi Abarth e Brespe. Buona compagnia di mezzo alla vita, non è vero Dio caro, avviati colfo. Ah no aspetta scusa, no, hai ragione, di mezzo alla vita, sì in effetti. A mangiare beva come lui, Dio caro, come minimo te di mezzo alla vita. Questo fa più Ferrari, dopo devo vedere quella che sembra interessante, in più ci sono anche negozi di moto. Allo? No, l'F40, cavolo, no, questo era uno dei miei primi modellini di quando ero piccolo, me l'ha ciavata il cane Spuz, e questa qui faceva da 0 a 100 in 2 secondi e 4 come l'R1 del 98. Che strano dell'F40. E tu chi sei? SF90. Un'altra roba? Sì, ma cazzo è Ulfo, la Ferrari Station, cos'è sta merda? Ferrari 350 brava da van. No, guarda, può fare van life qua Ferrari. Van le scritte, leggi il cartello. Ah, l'angolo delle americanate, mamma mia che figata ragazzo. Questa ce l'aveva mio amico, proprio bianca uguale, ma invece è sempre piaciuta nera con i cerchi cromati da tamarrone, esatto, e le scritte sue gomme proprio davvero tamarrone. Quale sono, porco? Madonna, questa color Gulf, no questa, vieni con me, guarda, io adoro il colore Gulf, che è quel celestino, qua ci sono i riflessi, e guarda anche quella, minchia che robe, è quel celestino e arancione, chissà se le nuove generazioni sanno cosa sono queste diavolerie. Tanti bar, a lot of bar. E tu chi sei? Una specie di Brespa d'epoca con un mega parabrissa, guarda che roba, guarda che strana. Oh ragazzi che pulizia, c'è questo, ho fatto un restauro completo proprio, guarda che lavori. La nuova, eccola, non so neanche ragazzi se posso farla vedere in anteprima perché i video usciranno fra 7 mesi e quindi questa sarà già uscita in Italia, la nuova MV Agusta. Andremo a mangiare dopo. Cioè, ragazzi, veramente a me piacciono i motori, per carità, o meglio mi piacciono le belle cose, ok? Quindi vedere tutte queste supercar e soprattutto le auto e le moto d'epoca, quella anfibio, veramente è una cosa che mi entusiasma, mi appassiona tantissimo. Però io credo che se qua viene un vero appassionato di motori, cioè si commuove. Sì, eccola qua, guarda dove ha lo scarico e sotto le eliche che stava in acqua. Che forte, scusate per i video velocissimi, ma la roba è tanta e io sono qua che mi voglio un attimo incantare e rilassare. Che storia, non è neanche il T2, questo è proprio il T1, il vero, l'originale, l'unico Dio. Bon. Qua siete puoi camperizzarlo, Wolfo, qua c'è spazio. Che roba, sarà lungo 8 metri? Qua c'è anche una macchina elettrica, guarda c'è scritto elettrica. Boia, va che razzialettone. Guarda per terra. Che storia. Wow. Guarda contagiri. Mamma mia, ragazzi, questa non è in vendita, no. Sì, nunca me la devo comprare, me la giusto per dirti il prezzo. Che robe assurde, pazzesche. Qui non si vede bene, questa era una Aston Martin. No, le piste giganti, bellissimo. Aprite, Dio, aprite. Che storie pazzesche. Che posto, ragazzi, che posto. No, il cinquino sgomma benino, Grande cinquino, grande Pandusso, grande il reparto Italia.
la sala conferenze. Io so, ragazzo, che qua in alto, a parte che vabbè sono vari... Ducati, soldi buttati! E qua, yacht da skate, solita regola. Ora qua c'era i bagni gratuiti se entri nella conference room. Vedi? E Ulfo le andrà a pagare, Dio caro, sbocco Ulfo. Ma sì, qua credo che ti noleggi le sale conferenze. Vedi tu, quelle careghe da gaming, vedi tu. E qua te metti a parlare di skate, vedi tutta la macchina del caffè da skate, tutte robe da skate. E te fai robe da skate, aspetta perché ho perso Ulfo. Wow. La BMW RR, aspetta che te zoom un cin, tac, e la Panigale. Era dove gli scarichi? Questa è una chicca per i miei amici ducatisti. I caschi di Schumacher. La Aston Martin per le coppie che litigano, vedi tu che ha il divisorio, tipo in T-Camper, quei coi letti divisi. Compagno anche la macchina. Dopo dicono che i soldi non ti danno a mano. Sì che ti danno a mano, te metti una sbarra in mezzo a mujer che non ti rompi i coglioni, magari ti ganca il bottone come Ambrogio, che viene su il vero, e non ti senti altro. Pulitore automatico. E vabbè, sono tipo quello che corregava Menona, solo in dimensione più grande. Guarda non Osvaldo, vedi tu? Allora. È il tuo furgone se fosse d'epoca, vedi tu? Cioè lui... Non lo firma neanche a te la friggitrice. Quello che dicevi te, mi sa, quello della Brabus, il... come si chiama? No, il surf, che ha un nome, ragazzi. Dai, quello che va di moda, il SUP elettrico però. Anche il remo, ma secondo me è quello elettrico quello. E verrà qua a tavoletta paitosatei, anche questa, se quella è elettrica. E tu, per non far fatica? Ma sì. Guarda qua il moscone elettrico, tutto elettrico per non far fatica. No, guarda Ulfo, a macchina de Crudelia de Mon, però con le bandine bianche. E tu cosa sei? Ma che... vabbè, insomma. Alla Shelby, ma no di sti colori però, fioi, vabbè che te dici? Te che danno una mande, color, te la rifà. Aspetta che Ulfo, ma conta che anche a casa, che magari anche i putei interessati. Conta che a tua mamma, no, conta che come che funziona. No, allora facciamo finta che di tutte le macchine fighe tu ti prendi quel BMW da tamarroni là, ok? Quindi come funziona? No, giù sotto là all'inizio c'è un casellino, un computer. Sì? Vai a scegliere la macchina che ti serve, la colonna che ti serve, lui la abbassa fino al livello del pavimento e dopo esci e vai. Quindi va le altre, quelle sotto il BMW, vanno sottoterra e poi ritornano su. C'è una cosa simile anche a Milano ancora negli anni 80. Dopo sono protette perché penso che ho visto che ha tutto l'impianto antincendio, quindi anche se dovesse uno avere dei problemi si allaga e sparato. Che bello che ti allaga la macchina. No, ma per salvare quelle altre è un box sicuro. Oddio, il Jeepon tamarrone bello però questo mi piacerebbe. Cabrio tra l'altro. Guarda fioi, il Mercedes degli albanesi, cioè, senza offesa, cioè proprio nel senso, cioè, il simbolo, sta tipologia del Mercedes, così era il 190, e nero, perché la leggenda, mi raccontavano gli albanesi che da loro è famoso il Mercedes perché all'epoca era, diciamo secondo loro, l'unica macchina che resisteva come sospensioni e meccanica alle loro strade particolarmente disastrate. Poi per carità le auto si sono evolute, sono nate altre marche, le strade tante le hanno sistemate eccetera eccetera, ma è rimasto questo mito del Mercedesi. Ma sta qua quel schito di gatto, ti piacerebbe Wolf? Ma che sabbia, schito di gatto. Adesso voglio scendere perché c'è questa Harley che è stranissima, sembra che abbia dei cerchi enormissimi e poi qualche altra supercar. Sto facendo un po' di video anche per, diciamo, gli amici motoristi, quelli del club Ducati, che però da ignorante quali sono, non è che so se una macchina è di interesse oppure no, magari ne firmo certe e ne salto altre che invece dovrebbero essere molto più interessanti. Insomma, sta qua è quelle che aprono la pista quando ci sono le gare o quando succede qualcosa. Che figa, che forte. Ah, quella ce l'avevo su Need for Speed. Eccola qua, guarda. Ah, tutta aerografata. Non è assolutamente il mio genere. Ecco, infatti, si vedevo io dall'alto. Cioè, guarda, mi arriva fin sopra la cintura la ruota. Chissà dove cavolo trova ste gomme. Porco cane.
Lotus, io andavo pazzo ragione per la Lotus, la Elisa S2. Poi ovviamente gli interessi sono cambiati, quindi io non so che modello è, LF1, Exige. Vediamo il culo se hai cerchi, sì, il culo è molto simile all'S2, vediamo, piace da matti questa. Piace da matti. Ce l'aveva un amico, c'era con i sedili in plasticone durissimo e le partenze erano più le volte che si girava la macchina che altro. Wow, guarda anche con tutti i pezzi in carbonio, rosso bordeaux e carbonio. Che strano. Tag Twin, dai che taghemo così mia regà. Wow, bella questa. Wow, guarda questa è una macchina moderna in stile d'epoca. Che io dicevo sempre, ma perché con tutte quelle belle linee che esistevano una volta non continuano a farle? Richiama un po' la Bugatti, ma non so che marca è questa. Eccola qua, questa deve essere, no neanche. Questa cos'è? La Cobra mi pare, no? Ah, quel motore della Hayabusa, è un motore di una moto 1300. Che storie. E ancora McLaren, ma io non lo so, credo che sia sponsorizzato dalla McLaren questo posto. No, vabbè, non è vero niente, però c'è una quantità di McLaren esageratissima, veramente esageratissima. Che macchinette. E della brespetta con la spina della birra, vogliamo parlarne? Va bene, dai, sentiamo se qua e parliamo, ok? Stiamo qua tutto il tempo a parlare di sta roba. C'è il negozio di abbigliamento della Gulf. Ci sono tante cose bellissime ma costano un botto. C'è una t-shirt semplicissima a 50 passa euro. Porco cane, anche le Converse. Cazzo, è enorme. Guarda come che le veriscai, vedi tu? Cioè, è come a vita normale, solo che ti va tutto scamusciato con gli effetti di cosura. Praticamente c'è tutta questa serie di negozi di auto nuove ed usate, ovviamente supercar, auto esotiche, cioè cose veramente molto molto particolari e auto d'epoca. In più mi sembra aver capito anche dei parcheggi sia sopra che sotto di auto sempre da molti skei di privati però. Quindi diciamo che tu adesso vai via senza prendere niente perché non è Euro 7, Euro 8, però guarda che ha tutti i dettagli in carbonio, vedete anche il tetto, no? Cioè nonostante questo tu rifiuti questa McLaren qui? Certo. Ho capito. Perché dici che in classe G, ma sei sicuro che non sia il discorso dei consumi? Cioè, ma per quel dei frighi o il fodio? Efficiente come tu. No, lei è il CO2 che produce la macchina. Ah, in classe G. Quindi... Ormai ha poca benzina. La fai 12 a 100 km. È buono 12 con sì, litro? No, fa mia tantissimo. Come un camper? Un camper consuma come una McLaren? In combinato, cos'è? Misto, dopo questi tiri. Vabbè, e 7 con litro. Dai. Però la quantità di CO2 che produce. Oh, va a tenere conservati, anche al barbiere, a tenere conservati i rottamazzi. Il Mercedesi qua, quasi 50.000 bomboloni. Sì, d'epoca tra virgolette, cioè del 91, non è gli anni 60, voglio dire, con 124.000 km rotti. Pensate. Cioè, secondo me uno che si prende una macchina o una moto di interesse storico, praticamente c'è una specie di noleggio a lungo termine gratuito. Dopo la rivende a prezzo maggiore, è un po' come la mia moto, l'ho presa a tot skei, adesso vale già il doppio di quello che l'ho pagata. Non avrei immaginato che la Aston Martin veniva a 400.000 pippi e se quasi il prezzo Lidl, perché voglio dire su 400.000 euro scrivi 400.000, no? 395,700, così 700. Cioè il cassier te va a pagare il tedesco, cano con il resto, va bene dai ciapa rotondo. Ah no, Triumph. Sono un po' tanti che imitano le Ducati, cioè questa è proprio un'imitazione spudorata della Diavel. Mercedesi, quella deve essere la targhetta Asi tedesca. No, avrà il clacson, è bellissimo il clacson. Non suona. È bellissima questa cosa, è spartanissima, bellissima quella realizza dietro. Inglese, guida a destra, cerchi in legno e monofaro. Hanomac. Cosa? No, il negozio dei cappelli da ski. Per guidare auto da ski, vedi tu i guantini da ski, guarda qua, qui ho acciaietti da ski, tutte robe da ski, vedi tu, e invece col faiante accanto il cappello qua così, tu visto, e robe da ski, vedi tu, sì, guarda, qui Ferrero Rocher, guarda là,
Come li hanno cannibalizzati sti T1 in tutti i modi. No, però dai, è simpatico. Non ho mai visto così tanti modellini in vita mia, ma te ne faccio vedere un po' anche a te, anche se sono sempre, vedi, auto particolari, cioè quelle che stai vedendo qua. Formula 1 e auto particolari, cioè mica auto fighe tipo non so 500 Abarth del Singano che aveva una volta, no, vedi tu, massimo mica un Ferrarino, guarda quale Formula 1 un tempo con le repliche, i caschi, i modellini dei piloti, cosa c'è qua le macchine, aspetta che mi giro, fermo qua, quelli dei Fast and Furious, no, guarda Vin Diesel. Che storie, no, a casetta The Fast and Furious, pazzesco, e tutte le macchinette The Fast and Furious. Ah, ecco perché sono sentite da caffè, cos'è il coso del caffè? No, bellissima macchinetta del caffè Vespusa. Io avevo il motore di questa perché aveva gli stessi attacchi della Fiat 500 vecchia, però a differenza il Fiat 126 arrivava anche a una cilindrata di 650, che era uno dei due motori che avevo io, e soprattutto aveva il cambio sincronizzato, non dovevi fare la doppietta per cambiare, ossia cambiava, era Mercedes d'epoca, ossia cambiavi normalmente, altrimenti prima dovevi praticamente schiacciare la frizione, dare una botta di acceleratore, mettere la marcia, cioè era tutto un casino. Sì dai, sono in vendita, voglio vedere quanto costa questa, 335 mila euro, campo a 20 euro, Dio caro, ti tiri in tal muso? Ti tiri in tal muso nel senso se fosse un miliardario, guarda questo. Tutte auto in vendita. Cos'ha? Corvette? No, ma qua non c'è scritto il prezzo però. Questa neanche qua c'è scritto il prezzo, minchia che grande, vabbè si gli ha allargato tutte le carene, guarda che roba, più larga del mio camper sta qua. I Mercedes qui che va de moda, che ha tutti i cantanti, se brutti come a morte, sti bare da morto, ma costa un casino da sky. Diciamo che qui hanno più auto da poveri, questa cos'è, sempre roba da poveri, quanto viene? Infatti 130.000 euro, questo deve essere meno da poveri. Questo di fatti viene quasi 1 milione di euro, 840.000 euro. Te l'avevo detto io che ste cagate qua costavano un casino. Questa è bella, questa mi piace molto. Mi piacciono questi tipi di macchine qua, tamarrissime, bicolore con gli alettoni, i pezzi in carbonio. 200.000. Questa non mi piace, però c'è scritto Brabus, non ho capito. Cioè cos'è la Porsche Brabus, tipo Smart Brabus? Si vede che l'hanno fatta... O proprio una macchina della Brabus. Perché Brabus Taycan Turbo S. 700 kW, so cos'è, tipo 1000 cavalli, non mi ricordo. Sembra un SUV in carbonio, che senso ragazzi, proprio vuol dire niente, mica scheda da spenda, Vardeme, che mio scheda da spenda e basta. Vabbè, quei grabadori è solo per quello. Sì, che poi non è neanche che costa chissà cosa, costano come 4 auto a medio borghesia, voglio dire, perché vedo tante che gente che piange tanto il morto e ha una macchina da 50-60 mila euro, quindi insomma 4 macchine di quei che piange il morto fanno tra virgolette supercar. No, le nuove Mercedes non mi piacciono per niente. Queste macchine Recaro, questi credo che vendano sedili, esatto, sì, vendono i sedili. Beh, bella, vuol dire anche tanto il pareggio, cioè la stanza, no? Ok, segna, se un giorno divento un miliardario mi piace tantissimo questa, ma io direi anche proprio bianca, che dopo che asso del pomidoro, tutte robe, molto molto bella. Beh, oddio no, gli interni non mi piacciono per niente, però la macchina è molto molto bella, anche il culo mi piace da matti, voto 10, il culo bellissima, ultra bellissima, dopo io che sono tamarrone ci metterei un bel atlettone in carbonio, sì, una roba piccola ma ci sta, che storie. Fa vedere la visuale, mi sembra, mamma mia non vedi niente, già era a volte in salita una bella rottura di balle con la Fiat Barchetta, una macchina che avevo il cofano lungo, scusate questa qua. A Ulfo piace questa, in effetti piace un botto anche a me, mi piacciono tantissimo gli interni che tu non vedrai, ecco sì un pochino, no? Perché è pieno di riflessi. Vediamo il culo com'è, sì, la GT4 segna, ok, metti il prossimo compleanno, non so, non si sa mai, io dico sempre mettimi faccio amici miliardari e dice dai che ti faccio un regalo, costruito che sia un regalo da 50 euro, questo qua quanto costa? Meno di 200.000, porco cane, dai, Ivata è tutto. Questo giochetto bianco e grigio non mi dispiace affatto. Zio caro, il porta a ruota di scorta in carbonio, mi avevo fatto tanti pensieri perché ho preso il carter pignone in carbonio che sei un tocchetto così. La macchina sì dai, è tamarra a sufficienza.
specchietti un po' più bassi li metterei. Però ragazzi, altri che fai pagare 9 euro un spritz all'Aperol, ve merite che a merda de Jeep a 1 milione di euro. Su al bar, ecco, ho toccato la macchina di Schumacher, c'è questo cimelio storico. Poi vieni a Monaco con i bambini oppure interessano a te queste cose, ti ricordo che c'è anche il parco barra museo del cinema, quindi con tutte le strutture, le cose, i strigozzi usati per fare i film. Ragazzo, chiudiamo qui le clip del Motor World Munich, che sarebbe Monaco. È una tappa... macchine a scheda, tutto. È una tappa obbligata, secondo me, consigliata a chiunque, anche ai non appassionati di motori, perché veramente vedi cose molto interessanti, molto particolari, interessanti nel senso che stuzzicano la tua curiosità, in quel senso interessanti.